Ragazzi, tiro il comandone veneziano, si va in Barcellona, ragazzi, abbiamo provato il 30% come ci ha suggerito un nostro un iscritto, e così facciamo le soste, Eddie Irvine in pole position, Mika Hakkinen in seconda posizione. Noi siamo messi male, ragazzi, potuto fare un gran giro, ma ho finito il carburante nell'ultimo lancio, 15esimi e 13esimi. Jordan comunque in difficoltà. Allora, è prevista, asfalto umido. Ai ai ai. Allora, sì, 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 sì. Facciamo. Vedi. Allora, perché chiaramente potremmo che fosse fare il miracolo di non fare neanche una sosta, ma sei pesantissimo, le altre ti bruciano. Io direi, visto che siamo in difficoltà, dobbiamo partire scarichi. Partiamo scarichi. Facciamo la sosta subito. Al settimo laps. Una sosta. Boh. Perfetto. Vabbè. Così siamo belli scarichi. Teoricamente siamo belli scarichi. Piove anche adesso, sarà durissima qui a Barcellona. Gran Premio di Catalogna. Tappa fondamentale. Per il primo posto di Frenzen. Cercano di fare meno danni. Purtroppo Monte Carlo è stata un po' dura. È stata. Eccoci qua, ragazzi. Però facciamo solo una gara oggi, visto che voglio provare. Oddio. Okay, No. you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good Così luck. proviamo And more importantly, have fun out there. il 30%. Quindi one gara per oggi. Vediamo cosa combiniamo. Dovremmo essere molto veloci, come messo meno benzina. Bisogna capire però se gli altri si fermano, perché se gli altri non si fermano sono dolori. De Panzas, madonna che partenza. Fantastic, perfect start to the year, well done. Well done, Wemblau, Wemblau. Solo l'ideale sarebbe fare il 50%, per dover fare una gara video, per carità. Sarebbe bello, nel senso che però ci metto una vita a fare tutte le... Per carità, non è che non abbiamo... Cioè, non è che abbiamo fretta. Cazzo, della rosa quarto, fioi. Cerchiamo, siamo già quinti, raga. Siamo velocissimi, raga, siamo velocissimi. Quindi abbiamo poco carburante, bisogna capire se gli altri vanno nei box. Se gli altri vanno nei box è tutto inutile. Chiaramente consumeremo un po' meno, secondo me, perché piove, quindi andremo un po' più lenti. Soprattutto non dobbiamo colpire quelli veloci, cioè quelli nelle prime posizioni per il campionato. Se ogni tanto qualche colpo ci capita nelle retrovie, ok. Ma non dobbiamo in nessun modo variare il campionato per cagate nostre. Se più non c'è un incidente di gara di quelli che ci stanno, insomma. Comunque i danni sono estremi, cioè, solo che il gioco è un po' permissivo su certi contatti, e per fortuna direi, perché sennò non ne finiamo una di gara. Siamo già al quinto posto, comunque fastest di Michael o Michael Schumacher. Frenzen, fastest di Frenzen, non so come, ma fastest di Frenzen. In certi punti piove di più, in certi punti piove di meno. La solita tiritera meravigliosa. Abbiamo Villeneuve, il nostro Jacques, in terza posizione, grande Jacques. Ha fatto un bel mondiale. Yellow flag, yellow flag. Credo che basta un minimo errore. Keep pushing. Keep pushing, keep pushing. Barrichello. Foratura di Rubigno. Foratura di Rubigno. Bisognerà capire veramente se le altre monoposte vanno ai box. E se loro resistono, so cazzo. Certo, noi che siamo più veloci, devo cercare di rimontare, cioè di guadagnare il più possibile, almeno su quelli dietro. Pompa Villeneuve. Non può Villeneuve non aver messo il carburante massimo. Fastest di Michael. The better it is. The pace is excellent. The pace is good. Let's keep doing this. Che abbiamo un bellissimo ritmo gara anche con la pioggia, sono molto soddisfatto.
Attenzione, Villeneuve ha problemi o va solo lento? Che bella che era la barra, ragazzi. Ce l'ho il modellino. Yellow flag, ma deve essere Barrichello ancora. Si stanno ancora portando via Rubigno. Tanto noi siamo ancora in zona podio. Michael Schumacher secondo. Addirittura Eddie Irvine primo. Eddie Irvine, perché... Ragazzi, chi lo chiama Irvine fa un errore macroscopico di pronuncia. Lui è Eddie Irvine. E anche lui cammina in una Valver family. Ah, Villeneuve li supera, bruttissimo quello di Veneziano. Nel dire Valle Verde Family. Le Ferrari sono più veloci, Sono tutti vicini, anche la McLaren. Allora speriamo veramente di non buttare via la gara per tentare la sosta. Veramente mi girerebbero i coglioni, detta proprio in francese. Yellow flag. Yellow flag! Michael Schumacher, errore di Michael, oh Michael! Errore di Schumi! Errore di Schumi, godo! Errore di Schumi questo, è il bello di sto gioco, che possono sbagliare tutti. Errore di Schumi. Yellow flag ancora, yellow flag, gara scorbutica. Siamo secondi con Irvine in fuga però. A 7 lunghissimi secondi Eddie. Noi proviamo una spada di Damocle, ossia la sosta ai box, che forse faremo solo noi, spero di no, dai. Che sarebbe bello avere le soste, altri colpi di scena qua. Yellow flag, ma non si capisce. Wurz, trasmissione. Alexander Wurz fuori dai giochi. La pioggia forse aumenta anche un po' in questo punto. Sono Eddie Irvine. No! No, zio Khan. Eccola. L'errore che non devi fare. Dio Cristo. Ma quanto è difficile sto gioco, ragazzi. Una leggera sbavatura a testa coda 360 ho fatto. Fuori dal podio, fuori dai punti. Incredibile. Buttata via la gara. Parcheggiato la Wurz. Dobbiamo fare la rimonta adesso, ma che errore, ragazzi, con la pioggia è difficilissimo. Mi visto che Schumacher ha sbagliato perfino Michael. Però qua vanno lenti, ragazzi, perché c'è anche Della Rosa che rallenta un po' tutti, e che se adesso Della Rosa è penultimo in quel, diciamo, trenino. Guarda come rallenta tutti Pedro. Dai che possiamo rimontare. Peccato però. Mamma mia che gara, ragazzi, gara meravigliosa. Dobbiamo perdere i contatti dal gruppo dopo Della Rosa. Guarda come mi chiude, non so dove andare. Vabbè, ma meno male, non è successo niente, non è successo niente. Attenzione qua. Siamo tutti vicini. Bellissima gara finora, però quell'errore mi sta costando molto. Della Rosa nessun problema, per fortuna. Con la pioggia è durissima. Lotta tra Fisichella e Jacques Villeneuve. No, ma non voglio andare ai pit. Guarda, per guardare la scritta. Zio Ken. Zio Clark Kent. E su lì perché c'è la sosta programmata, ma ancora tanto carburante perché con la pioggia si consuma meno.
Scusate ragazzi, ma... Grandissimo, quanto è bello sto gioco, raga. Mai visto niente di più atroce di quanto è bello. Quarta posizione abbiamo Irvine, Hakkinen e Coulthard. Irvine in fuga. Hakkinen e Coulthard sono prendibili. Bisogna capire con le soste, però. Se la faccio solo io, chiaramente. È finita. Io sto facendo bei sorpassi, sono bello veloce proprio perché ho una macchina comunque scarica. Voglio altri colpi di scena, ragazzi, ne voglio altri, li pretendo. Siamo a 16 secondi, ma non troppo lontano da Coulthard almeno. Bel recupero dopo l'errore che poteva costarmi tutto. Adesso però quando andiamo ai box faccio un salvataggio perché non voglio buttare via, anche perché non mi ricordo più come si fa la sosta, non la faccio da tipo 30 anni la sosta. Attenzione, yellow flag. Yellow flag. Sicuramente qualcuno si è girato. Infatti, testa coda. In testa vicino, che lei vicino, non sto girando benissimo adesso, eh. Faccio un po' fatica. Ok, very good, very good. 3 giri ancora prima della sosta. Però sono più veloci loro, c'è poco da fare. Ferrari e McLaren sono di un altro pianeta, se vogliamo. Se vogliamo, la macchina migliore sarà dura, il terzo posto nel mondiale. E perché chiaramente con le squadre forti gli obiettivi sono molto più duri, ci saranno anche quelli costruttori. Ma l'errore di Michael, incredibile. Mi ha spalancato il secondo posto, ma poco dopo sbaglio anch'io. Molto bene. Tensione all'ennesima potenza. Infatti se commento poco ma sono in ansia, perché comunque anche questo quarto posto mi serve. Nessuno va ai box, però questa è la mia paura. Recupero un po' su Fisichella, ma perdo su Coulthard. Purtroppo perdo. Attenzione, ancora yellow flag, yellow flag. Attento, Kume. Sembra un ritiro. No, 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 era un testa coda, era un... Mamma mia, l'ho salvata, per miracolo. Stavo recuperando, zio, che... la pioggia è veramente bastarda, però, Pioggia bastardissima.
6 lunghissimi secondi da David Coulthard. Nessuno purtroppo va ai box, brutto segno. Io ho ancora margine. Fisichella, minchia. Attenzione, è già fisico. Guarda che mi taglia, bravissimo fisico, ma io lo beffo. Nessuno va ai box. Situazione bruttina, eh? Fisichella è molto vicino, mi andrebbe benissimo al quarto posto a me. Prossimo giro va dei box, raga. Adesso salvo anche il rettilineo. Beh, vogliamo il ritiro di Coulthard, Irvine e Hakkinen, me lo merito. Ok, salvo un attimo, raga. Vediamo se sosta, ragazzi, ma il carbura... Cosa devo fare? Cosa devo fare, scusa? Perché non va? E quindi? Ma cos'è sta roba? Bello. Avevo capito, non possiamo fare la sosta ai box, ragazzi. Ma che due coglioni, però, dai. Ma perché non va? Ma no. Ma cos'è sta roba? Basta, è ritirato? Non ho parole. Niente sosta, si è buggato, non lo so. Non ho parole, mettiamo le cose. Avevo capito che la sosta, se qualcuno mi può scrivere... Okay, last lap. You're starting your last lap. Cosa è successo, sinceramente, perché io non l'ho capito. So solo che ho un ritiro per problemi dei box, che bello. Grazie, gioco. Eravamo in zona punti, perdiamo punti importanti. Qua, raga, sotto il comune veneziano ci vediamo per la classifica. Ecco, che da parte dell'iscritto che mi ha costato il 30%, magari se posso avere un commento per capire. Ecco la classifica bellissima, siamo ancora primi nonostante il primo ritiro stagionale con 25 punti, Schumi senza punti 22, Coulthard 20, Hakkinen 19 e Irvine 17. 5 piloti per la vittoria finale in questo momento comica, salvo che avere il primo punticino con la bar. Probabile che forse Schumi da Silverstone potrebbe non esserci proprio come in realtà per l'incidente. Sarebbe un po' clamoroso e positivo per noi. Costruttori dominio Ferrari McLaren 39-39, però Jordan ancora 25, purtroppo non fa punti il nostro compagno. Per totali, Frentzen sempre al comando, Schumi, Coulthard e anche Eddie Irvine. Nelle vittorie 2 Jordan, 2 Ferrari e una McLaren. Nelle pole domina Schumi ancora e domina la Ferrari con 4 pole. Noi 5 gare, 2 vittorie, 2 podi, un ritiro. Raga, ci vediamo alla prossima gara. Ciao!